Dopo la pausa estiva le aule si riempiono di nuovo, la scuola è ripartita e gli studenti tornano fra i banchi. Tempo pieno limitato, calo degli studenti, ma anche delle buone notizie dall'edilizia scolastica. Sono Giulia di Sardinia Notizie 24 e questa è la pausa caffè, il vostro minuto veloce per restare aggiornati su attualità e non solo in Sardegna. Iniziamo dalle cose che non vanno molto bene. Solo circa un terzo delle classi delle scuole primarie sarde può usufruire del tempo pieno, molto al di sotto della media nazionale. In alcune province come Nuoro solo una classe su 4 alle 40 ore settimanali. Questo crea difficoltà per le famiglie, soprattutto per le madri che lavorano. La seconda notizia negativa riguarda il numero degli studenti. Quest'anno in Sardegna sono circa 171.000, oltre 5.000 in meno rispetto all'anno scorso. Il calo riflette la denatalità e potrebbe avere conseguenze sui servizi scolastici e sulla gestione delle scuole nei territori meno popolati. Chiudiamo però con una buona notizia. L'assessora dell'istruzione, Ilaria Portas, ha annunciato investimenti per oltre 187 milioni di euro per rendere le scuole più moderne e più sicure. La Regione prende posizione contro gli accorpamenti, garantendo così la presenza delle scuole anche in territori più isolati. Questa era la pausa caffè di oggi, ci vediamo presto con nuove notizie e non scordate di seguirci se volete rimanere sempre aggiornati.